L'intervento principale a cui si fa riferimento è, in ambito ginecologico, l'isterectomia, no? Cioè l'isterectomia è diciamo, la perdita della matrice utero e la matrice perdita. Quali sono le implicazioni? Sull'isterectomia si è scritto molto, ci sono diciamo, ormai anche biblioteche scritte sulla valenza dal punto di vista della ripercussione dell'immagine di sé, pur se è un organo che la donna neanche conosce, perché se diamo un fogliettino a una donna e dice mi disegni come immagini sia fatto il tuo utero, vengono fuori le cose più strane. Cioè, quindi, però l'immagine diciamo, della riproduzione vera e propria si identifica con l'utero, quindi la perdita dell'utero è qualcosa di importante. A fronte di questo, l'intervento di isterectomia è uno degli interventi più abusati nella pratica ginecologica. Quindi, voglio dire, l'orientamento oggi della ginecologia è quello che si dice isterectomia, no grazie, c'è sempre una alternativa per la quale l'isterectomia può essere non fatta, che può essere una cura medica, però qualche volta ci vuole. Quindi, insomma, i ginecologi oggi stanno un pochettino riconsiderando l'indicazione e la facilità. Se voi pensate, a metà degli anni '80 è stata fatta un'indagine negli Stati Uniti, perché là sono forse più curiosi su queste cose, e si è stato visto che circa la metà delle mogli dei medici erano senza utero intorno all'età di 45 anni. Quindi questo era un evento anche legato a un eccesso di assistenza medica. Più assistenza medica si offre, più è facile fare sovradiagnosi, sovratrattamenti e trattamenti anche che a volte non sono utili. Quindi l'eccesso di offerta sanitaria a volte può essere anche pericolosa. Oggi consideriamo l'isterectomia quindi in un ambito di intervento un po' più particolare, ma cosa può interessare dal punto di vista psicologico questo? L'abbiamo già detto, cosa identifica in quest'organo la donna? Pur quanto le si possa dire banalmente, come a volte ti si racconta, tanto figli ne hai già fatti, è un organo che non serve più a nulla. Falso che non serve più a nulla. Falso il fatto che non lo vedo. È chiaro che fare una mastectomia ha una simbologia diversa, perché lì mi specchio tutte le mattine e vedo la cicatrice. Posso fare un'isterectomia senza che la cicatrice si veda, perché la faccio per via vaginale o piuttosto laparoscopica, ma il senso della perdita è sostanzialmente la stessa. Quindi è assolutamente importante. Cosa abbiamo capito? Io ho avuto una grossa fortuna, lo dicevo stamattina, di incontrare nella mia strada professionale uno psicologo che ha lavorato con me quando ero primario a Milano, poi uno dei suoi allievi è qua con me adesso a Mestre, che mi ha insegnato una cosa. Tu puoi spiegare a una persona tutte le tue cose tecniche, lei in quel momento ti può dire sì di aver capito tutto, esce e racconta quello che trova che non ha capito proprio un bel niente. Allora il primo strumento che mi ha diciamo indotto a lavorare insieme è stato questo. Dice, va bene, io mi metto di fianco al tuo ambulatorio, lui psicologo, e dopo che tu ci hai parlato con la donna la chiamo io e mi faccio raccontare che cosa ha capito di questo. Beh, dico, siamo passati da una grossa percentuale di pazienti che dovevo rivedere perché uscivano dicendomi che avevano capito tutto cosa andavano a fare in sala operatoria, pian pianino col suo intervento siamo riusciti a dare collaborativamente un profilo di informazione adeguato a quelle che erano, come dire, le aspettative di informazione che la donna voleva sapere, che non erano quelle che intercettavo io da tecnico chirurgo. E questo ci ha fatto porre il problema. Riusciamo a rintracciare veramente, quando diamo le informazioni su un intervento, veramente quelle che sono le esigenze informative? Oppure per questo dislivello che si pone tra medico e quindi la simmetria di cui parlavo stamattina e paziente, per quanto si possa dire scegliamo insieme l'intervento, vediamo di ritagliarlo per il tuo profilo di personalità, per le tue attese, eccetera. È
un pochettino, diciamo, la medicina si sta orientando su questa. Poi viene svilita da quello che è il cosiddetto burocratismo del consenso informato. Figlia, scrivi, firma questo foglio e così io sono a posto con la mia coscienza che ti ho detto tutto quello che ti dovevo dire e non mi puoi fare rimostranze. Ritengo però che se vogliamo fare una medicina come si deve, alcune sensibilità, soprattutto noi ginecologi, su questi temi dobbiamo vederle. E su questo, altro elemento che dicevo, l'abbiamo anche potuto misurare. C'è stata, Marta Panzeri è una coautrice di un lavoro scientifico che abbiamo fatto su questo con Dario Casadei e con lei, sulle isterectomie e sul modello e sul modo di fare le isterectomie. Le isterectomie si possono fare in tante maniere, si possono fare per via addominale con un'incisione tradizionale, si possono fare per via laparoscopica, per via vaginale, e loro hanno studiato, vedete che io dovevo ancora forse arrivare lì perché è una cosa che avevo già trovato avviato, e hanno esaminato già il sistema di approccio, diciamo, la cicatrice visibile o invisibile su questo tipo di cose è una cosa importante, perché le conseguenze di un intervento, come diciamo noi, laparotomico, quindi fatto con un'incisione tradizionale, erano peggiori di quanto non fossero quelle praticate per via endoscopica o per via vaginale, per quanto la via vaginale poi poteva avere delle conseguenze anatomiche anche più disdicevoli sul punto di vista della soddisfazione sessuale, perché per via addominale la vagina non viene praticamente toccata, mentre per via vaginale in qualche maniera si accorcia, si stringe, si modula e fa. Quindi l'importanza, diciamo così, di questa sensibilità nei confronti dell'immaginare come una donna vive questa perdita dell'utero è assolutamente importante. L'altro elemento nella chirurgia, diciamo, che può interessare dal punto di vista della sessualità è l'eccesso di annessettomia. Cosa significa? Che quando devi togliere l'utero, dico fino a un certo periodo di tempo, si toglievano contemporaneamente anche le ovaie, perché viene più facile. E questo veniva passato, come dire, a un approccio di dire faccio la prevenzione dei tumori dell'ovaio, che sono una delle cose peggiori che la donna possa avere nell'ambito dei tumori ginecologici. Questo comporta però che la donna va in menopausa acutamente. Ora, il trattamento, diciamo, dei sintomi climaterici e della menopausa ha avuto vicende piuttosto alterne nella così abitudine prescrittiva, soprattutto nel nostro paese. Gli ormoni sono del diavolo, guai fanno venire i tumori, cioè voglio dire, c'è molta resistenza a fare un trattamento, una volta tolte le ovaie insieme all'utero per l'isterectomia, un trattamento di tipo conservativo, perché sulle ovaie, quindi la conseguente menopausa chirurgicamente indotta, anche questa veniva, anche oggi forse con una grossa percentuale di casi, trascurata, come se fosse tanto ci dovevi andare lo stesso, e diciamo con questo comportamento sicuramente la sfera sessuale ne ha risentito in una maniera significativa, ma anche nelle donne che magari erano già in menopausa al momento dell'intervento. Al momento dell'intervento c'è una paziente ormai ha superato l'epoca della menopausa, deve fare l'isterectomia, quindi esportazione dell'utero per altre cose, in quell'occasione tolgo anche l'ovaio perché tanto, sempre il discorso, non servono più a niente, frattaglie non servono più a niente. Bene, allora uno degli elementi importanti nel mantenimento del desiderio sessuale non sono tanto gli estrogeni che producono le ovaie e che sono tipici della vita fertile, ma sono gli androgeni. Quelli che determinano il desiderio sessuale sono gli androgeni, e l'ovaio continua a fare androgeni anche dopo la menopausa. È chiaro che la quota necessaria alla donna di androgeni non è così paragonabile a quanto sia quella dell'uomo, del maschio, perché sono profili di biologia assolutamente diversi, e quindi un trattamento, diciamo, sostitutivo androgenico nella donna
non ha mai avuto un grande successo, perché gli androgeni hanno anche degli aspetti negativi sul profilo dei lipidi, sui glucidi, insomma, per quanto siano protettivi sull'osteoporosi e su altre cose. Quindi non hanno avuto successo, sono fallite queste cose. Però questo ha insegnato al ginecologo, in una qualche maniera, a avere un'attenzione particolare anche su questo elemento, scelta del trattamento, non banalizzare le conseguenze, perché queste poi si possono e parlarne prima. Questo comporta quello che viene chiamato il counseling, no? Quindi che è qualche cosa che si sviluppa non in un momento unico, ma in un momento che richiede magari un ritornarci sopra, un convincere, un motivare, e quindi a motivare una scelta, non forzarla, motivare una scelta. Se l'intervento non è urgente, aspettare. D'accordo? Quindi credo che oggi i ginecologi ci siano un pochettino abituati su questo processo di facciamo un passo oltre. Alcune volte le donne si ammalano di tumori della sfera genitale. Questo è un altro tipo di scenario che si pone. Molto più frequenti sono i tumori della mammella, su cui sono state scritte biblioteche intere sulla psicologia, un po' meno si è scritto per quanto riguarda, diciamo, i tumori della sfera genitale femminile. Qui l'intervento di sostegno psicologico è quanto di più importante ci possa essere, perché a una diagnosi di tumore corrisponde un percorso da fare. Allora la diagnosi di tumore si pone inizialmente al punto zero, quando ti arriva una biopsia che ti dice: cara signora, lei ha un tumore del collo dell'utero, della mammella e dei quadri. E questo primo elemento intanto scompagina un po' inizialmente la vita, perché dici: ma voglio sapere di come andrà a finire la cosa, e non lo so, perché devo fare tutta una serie di procedure prima di per capire quanto grave è la situazione. Quindi, diciamo, si entra in un tunnel che ha una durata anche non brevissima, perché, diciamo, ad una diagnosi istologica su biopsia corrisponde degli approfondimenti diagnostici per dire che stadio ha la malattia, corrisponde al fatto che fino a che non ho finito gli esami non ti posso dire qual è il programma di cura. Cioè, mentre le persone si aspettano, dici: c'ho il tumore, operami domani e dopodomani non ce l'ho più. Non funziona così. Allora l'accompagnamento a questo tipo di processo è quanto di più difficile possa fare, no, il clinico, perché già è occupato, dice, a occuparsi della sfera biologica. Ma chi si occupa del sostegno alla persona psicologico e qualche volta alla famiglia? Qualche volta, quasi sempre, la malattia oncologica è una malattia di famiglia, soprattutto quando colpisce la donna. Ed è così perché la donna è il collante di alcune cose familiari, quindi quando non c'è, quando si ammala lei, anche su questo abbiamo letteratura che è diverso quando si ammala un uomo di quando si ammala una donna, soprattutto quanto riguarda un tumore. Quindi arriviamo che il sostegno a questa fase deve essere un qualche cosa di continuato nel tempo. La mia opinione è che lo psicologo non può lavorare a consulenze su questa cosa qui. Io lo sto dicendo da tanto tempo, ma faccio fatica a far capire questa cosa. Non si può lavorare a consulenze. Il medico che, diciamo, ti prenota la visita, ci deve essere un accompagnamento continuativo in rapporto a quello che è l'evoluzione. Quindi, quello che dico sempre ai miei psicologi: dovete stanarvi, uscire dai vostri studi, non dovete stare lì, venite in reparto, parlate con le persone quando queste hanno bisogno. Se hanno bisogno oggi, che è l'11 venerdì alle ore 17, in qualche maniera bisogna fare in modo
di intercettare la richiesta, non posso prenderti l'appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 10, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il lavoro che comporta, diciamo così, il profilo di assistenza a una persona oncologica, e questo vale per tutti, insomma, non è che adesso parlo per quelle ginecologiche. Su quelle ginecologiche, diciamo, l'evento principale è che colpisce un organo genitale. Ora, colpire un organo genitale è diverso dalla mammella, allora anche qua la tipologia è un pochettino diversa. La mammella è un po' l'espressione della femminilità, invece un tumore della sfera genitale interna è un qualche cosa legata più alla riproduzione, e quindi la simbologia è sostanzialmente percepita in maniera diversa. E poi anche nella sessualità al pari della maniera, ma in una maniera diversa, perché riguarda la penetrazione, coinvolge di più l'uomo. Se tu hai vicino donna un uomo che ti vuole bene, cioè se ne frega che tu abbia la cicatrice ormai della quadrantectomia, che ormai non si vede quasi più, ormai si fanno anche interventi, diciamo, di riduzioni mammarie estetiche, per cui per un tumore della mammella si fa un'oncoplastica riduttiva anche dall'altra parte, le mammelle magari vengono meglio di prima. Quindi non è più questo il problema della cicatrice della mammella, è un qualche cosa che si pone proprio come simbolo. Allora, se il tuo uomo vicino in qualche maniera ha accettato la tua sorte, sulla mammella si vive meglio. Sulla sfera genitale interna qui c'è l'oscuro. L'uomo non sa nulla di apparato genitale, si parlava di educazione, è ignorante, non sa nulla, non sa che l'utero, per esempio, con il coito non c'entra nulla, che non è legata alla soddisfazione, cioè, sì, è difficile che conosca questi dettagli perlomeno non lo so, per quanto posso percepire io. Quindi risulta che la prima cosa a cui la coppia rinuncia è la sessualità. Perché anche a fini, diciamo così, positivi dal punto di vista dell'uomo, ha paura di fargli male, ha paura di aggravargli la malattia, qualche volta i sintomi sono quelli dei sanguinamenti, e quindi, diciamo, il rispetto, no? Il mio marito mi rispetta, significa, come dire, no? Si dicevano le vostre... Oppure vedo le anziane, no? Quando ci si interrogano le persone più anziane, che gli si chiede: ma lei ha rapporti? Alle signore più anziane, a noi serve qualche volta, soprattutto per i prolassi, i miei colleghi lo sanno, perché devo sapere se conservare una vagina in qualche maniera abitabile, come diciamo noi tra virgolette, oppure posso ridurla un po', insomma. Sì, non che a me mi interessi, dico la signora, però per mio marito, quindi loro lo fanno sempre per me. Altre dicono: no, mio marito mi rispetta, perché vuol dire che non pretende, come se a loro non interessasse, e può essere anche vero che a loro non interessa. Dico che questo elemento, e adesso banalizzo Marta, per tagliare un po' con l'accetta le cose, ecco, dico che questo elemento è quello che contraddistingue di più che, chi diceva, una vostra Baider si chiama, una psico-oncologa israeliana che ho sentito a Padova di recente, che dice che quando si ammala un uomo di tumore torna a casa e trova sua moglie, quando si ammala una signora di tumore torna a casa e trova un marito che se n'è andato, perché alla fin fine le dinamiche poi diciamo di coppia, a prescindere dal fatto dei figli, che sono assolutamente importanti, ma di questo tipo di menomazioni valgono sicuramente di più di quanto non sia l'equivalente comportamento prognostico di una malattia diversa. Ci sono anche malattie altrettanto gravi, cioè un cancro allo stomaco è uguale, ma non ha questo tipo, eppure magari c'è necessità di fare la chemioterapia lo stesso, la radioterapia qualche volta, ma non ha la stessa valenza. Cosa dire quindi? Scusatemi, ho lasciato perdere un po' le diapositive, sono andato un pochettino a braccio, ma volevo focalizzare alcuni elementi.
Dico che 5 minuti, ma finisco anche subito, vi posso interrompere in qualsiasi momento. Dico che l'intervento di sostegno psicologico in questa maniera dà un beneficio di salute, misurabile pure, e questo lo abbiamo anche misurato. Chi ha un sostegno psicologico, Dario ti ricordi, accompagnava Casadei le pazienti fino a dentro in sala operatoria per ridurre l'ansia anticipatoria dell'intervento, fino a dentro e le seguiva nel post operatorio. Ma questo significa meno necessità di analgesici in post operatorio, meno psicofarmaci dopo, migliore condizione di ritorno a casa, e quindi questi sono i termini in cui possiamo, diciamo, misurare quanto entità di beneficio lo si dà, e lo possiamo quantificare. L'altra cosa su cui mi piaceva parlare, ma vi lancio là, concludo il messaggio, era il problema degli interventi di sterilizzazione. Ora se ne parla poco, non so se tu li hai studiati, ecco, allora mi manca qualche tuo dato, ma ti lascio casomai dire qualche appunto a te. Il problema degli interventi di sterilizzazione, c'è quello che adesso, per non dire sterilizzazione, che evoca cose naziste, no? Diciamo così, è più elegante adesso chiamarli contraccezione permanente, ecco, così è più polite che la cosa. Interventi di contraccezione permanente, che in linea di massima poi non sono nella quasi totalità dei casi reversibili, sono irreversibili, quindi non è che uno, se ci pensa, poi... Ecco, le condizioni in cui si affrontano queste cose sono totalmente diverse tra maschio e femmina, e le conseguenze sulla sessualità di questo tipo di intervento sono totalmente diverse. Io sono della corrente di pensiero che la contraccezione è giusto che se la gestisca la donna. Giusto? Questo voglio dire, non è che la delego all'uomo la contraccezione. Per me è bene, io mi sento dalla parte delle donne per il mestiere che faccio, e se dovessi dire questo, io dico che è bene che la contraccezione, perché non la lega a quell'unico uomo, perché se è gestita dall'uomo, questo la legherebbe a quell'uomo, ma però potremmo aprire delle cose. Dico che in qualche maniera, comunque sia, anche per chi non la pensasse come me, e siete liberissimi di non farlo, e vi apprezzo lo stesso e vi stimo comunque, perché è un punto di vista, dico che perché allora è la donna, se così non fosse, che viene, diciamo, indirizzata prevalentemente a un processo di contraccezione permanente per l'uomo? Cioè, le donne avanzano l'ipotesi che è la scienza e la ricerca è maschilista perché ha indirizzato la ricerca solo alla pillola contraccettiva al femminile, mentre ha fatto troppo poco per individuare una pillola contraccettiva al maschile. È semplicistico detto così, però c'è qualcuno che sostiene questa teoria. Bene, ma questo non dovrebbe valere sulla contraccezione permanente. È molto più facile fare una contraccezione permanente nel maschio che non nella femmina, mentre la percentuale di contraccezioni permanenti, quindi vasectomie nel maschio, è assolutamente trascurabile rispetto al numero di sterilizzazioni tubaliche che i ginecologi fanno in tutte le parti del mondo. D'accordo? Quindi anche questo è un tema che... Ultimo punto, e poi è indiretto, ma lo prendo da Willy Pasini. Non so se vi sia capitato ultimamente di leggere, allora, se non ora quando, no, c'era questo movimento, e pare che il movimento, diciamo, neofemminista, che è diverso dal femminismo di una volta, di tutt'altra taglio e di tutt'altro dal femminismo storico. Comunque, insomma, questa corrente di pensiero ha fatto scalpore perché dice che, tutto sommato, l'utero in affitto è una mercificazione dell'organismo femminile e quindi è assolutamente il degrado di quanto possa essere rispetto per... Credo che un germe di verità su questa posizione ci sia, con quanto si possa dire.
dico da ginecologo che sono, amo le donne perché avrei come avrei cambiato mestiere. E su questo punto di vista si gioca anche un elemento di rispetto. C'era un esempio che lui diceva, che una donna che ha dato l'utero in affitto dopo si è pentita di averlo affittato, dice adesso però il figlio me lo sono prodotto io e me lo tengo io. E capisco, io posso capire, perché dopo che hai vissuto questa, una cosa è come le disposizioni diciamo ante morte, no? Io ti lascio, ho detto guarda non intubati, dopo se tocca a te in quel momento magari puoi cambiare idea. E allora se hai passato 9 mesi poi in quella situazione, pure con le chimere che diceva Basile, che questo soggetto in qualche maniera di tuo qualcosa ha e qualche cosa di suo ti ha lasciato, non può estraniarsi questa vicenda totalmente. Quindi ritorno al mio capitolo iniziale. Credo che questi fenomeni della medicina, poi è bello, no? Perché la chiamano procreazione medicalmente, procreazione, dici, mamma mia, procreare, è il Padre Eterno che crea, noi cosa possiamo? Banalmente ci riproduciamo come fanno tutti gli altri animali, ma invece ha un sinonimo. Quindi credo che l'orientamento che bisogna prendere è di attenzione su queste cose, che non sono banalità di fughe in avanti, ma che vanno in qualche maniera capite dal punto di vista delle esigenze delle coppie, senza porre divieti diciamo antichi, come per esempio su alcune cose non ne ha parlato lui, ma per esempio sulla diagnosi preimpianto, sulla diagnosi prenatale, sono molti argomenti. Allora dire no per un principio preso poi, sai, non si può sostenere che è bioeticamente accettabile tutto quello che è naturale, perché allora non è più naturale niente. Non si può neanche sostenere il principio bioetico che è tutto quello che è tecnicamente possibile fare prima o poi si farà, perché neanche questo è giusto. Non è giusto che un qualche cosa che tecnicamente è possibile realizzare sia prima o poi eticamente lecito farlo, ci deve essere in qualche maniera nell'evoluzione delle cose. Vi ringrazio, scusatemi se sono anche un po' disperso in altri